Si temeva qualcosa di grave potesse accadere. Si temeva, ma nessuno avrebbe mai immaginato un simile tragico epilogo. Erano le 8:30 quando la piazza di San Nazario è stata squarciata da un boato. Gino Secco, 79 anni, gestore della trattoria e caffè centrale, si era ucciso sparandosi un colpo di fucile al volto nella sua abitazione dove viveva con la moglie e una figlia proprio sopra il locale. Mezz'ora prima che arrivasse l'ufficiale giudiziario per lo sfratto esecutivo che da mesi pendeva sulla famiglia del ristoratore. Immediata l'allerta al 118 quando i sanitari sono arrivati, ormai per Secco non c'era più nulla da fare, uno shock per tutta la comunità. Evidentemente il debito che avevano e che ha portato a questa tragica conclusione probabilmente è stato determinante e Gino non ce l'ha fatta a sopportare questa situazione purtroppo per lui, per la famiglia, soprattutto per la Fulvia, per Manola, per Laura e per noi. Debiti che pesavano su Secco e la famiglia da tempo, lo sfratto avrebbe dato al ristoratore la mazzata finale. La situazione si protraeva da circa un anno, con l'ufficiale giudiziario che con questi accessi paventavano appunto uno sfratto esecutivo che doveva essere appunto eseguito stamattina alle 9. La moglie e la figlia hanno accusato un malore sconvolte da un dolore insopportabile e insostenibile, una tragedia avvenuta a una manciata di passi da loro. Sono state portate in ospedale per le cure e ora servirà l'aiuto di tutto il paese. Adesso dovremo assolutamente star vicino a loro, cercare che superino questo brutto momento. I tre avrebbero dovuto lasciare in mattinata non solo la trattoria che gestivano da 40 anni, ma anche l'abitazione per trovarsi praticamente in mezzo a una strada. E mentre il corpo di Gino Secco era appena stato portato all'obitorio, mentre una comunità piangeva un amico, mentre due donne si disperavano per non essere riuscite a far desistere il padre e il marito da un gesto così estremo, i proprietari dello stabile facevano cambiare le serrature al locale, ponendo in essere lo sfratto così come da agenda. Un'azione di profonda disumanità che non è assolutamente passata inosservata ai presenti e pesantemente criticata anche dall'assessore Bombieri. Credo che si poteva aspettare qualche ora almeno, su questo sì, mi sento di dire che si aggiunge qualcosa già al lutto. Ha fatto male, ha accentuato il dolore? Sì, assolutamente.